Diciamo che vedranno il relatore, non... Sì. Facciamo così? Sì. E apriamo per lui. Tanto quel tempo viene registrato, ci sarà anche un montaggio. Certo. Quindi, te le faccio io. Bene. Ci cominciamo? Il nostro. Sì, c'è tutto. No, stai un attimo. Allora, grazie, scusate l'attesa, l'inconveniente qui, come dire, siamo poco futuristi, diciamo, nel maneggio delle nuove tecnologie digitali. Allora, siamo al quarto incontro appunto, di politiche di carta, immagini e manifesti che fecero l'Italia repubblicana. E qui per oggi pomeriggio appunto come dire, faremo un passo come dire, leggermente indietro nella storia, perché tratteremo appunto con Massimo Duranti e Andrea Baffoni un periodo che è stato, diciamo così, un crogiuolo di idee, di spunti che poi la contemporaneità ha recuperato in tanti modi e in tante interpretazioni diverse. Questo poi ce lo spiegheranno. Allora, Massimo Duranti dagli anni 70 studia il futurismo, quindi non penso di fare una scortesia, ma diciamo è un complimento appunto per l'esperienza di ricercatore che Duranti appunto ha potuto maturare negli anni, e avendo anche, come dire, anche, posso dire, una sorta di guida, diciamo, il professor Enrico Crispolti, mancato oramai da molti anni, però è stato un punto di riferimento nella storiografia artistica italiana appunto per lo studio di questo movimento. Massimo Duranti è presidente dell'archivio Gerardo Dottori di Perugia e presidente anche dell'archivio Tato di Roma. Con Gerardo Dottori in particolare uno dei fondatori diciamo, del futurismo e poi dell'aeropittura, lo ha legato anche a una particolare amicizia. La cosa che trovo molto interessante nelle ricerche di Massimo Duranti è questa attenzione meticolosa anche al documento, proprio. Quindi è la storia basata appunto sulla ricerca documentaria, sulle fonti e poi appunto l'analisi diciamo, interpretativa delle opere degli artisti. È autore di monografie, di cataloghi, di mostre in Italia e all'estero, del catalogo monumentale generale di Gerardo Dottori. Ecco, a me piace, ci tengo a sottolineare come ci siamo conosciuti, diciamo, come Museo Salce abbiamo ispirato la mostra a Matera, di cui comunque è in corso ancora qui a Treviso la rotazione a San Gaetano, curata da Elisabetta Pasqualini, appunto di manifesti futuristi della collezione, ma questa mostra appunto sul futurismo nel Mezzogiorno in qualche modo l'ha ispirata questo Museo Salce. E allora ecco mi sono rivolto a Massimo Duranti e a Andrea Baffoni appunto come guide sicure, diciamo così, in questo vero e proprio mare magnum che è la cultura, diciamo, del futurismo in Italia. Andrea Baffoni non è da meno, è allievo appunto di Massimo Duranti, è storico e critico d'arte, è ricercatore presso l'archivio Gerardo Dottori e l'archivio Tato, è un dottore di ricerca e si è addottorato appunto su Enrico Prampolini, teorico e promotore delle arti. Vedrete appunto, la cosa particolare appunto è che il futurismo non è soltanto una corrente artistica come ce ne furono
importante, diciamo, no? Nelle avanguardie storiche, nell'arte europea, occidentale in genere, della fine dell'Ottocento. È proprio un concetto, come dire, no? Universale, che ritocca ogni aspetto della vita. E allora ecco che non poteva non toccare, diciamo così, anche i temi che sono oggetto di questo progetto di ricerca curato da Francesco Trentini e che appunto stiamo sviluppando per adempiere appunto al bando della Presidenza del Consiglio dei Ministri, appunto anche con queste attività di divulgazione. E allora, senza indugio, lascio la parola ai nostri due ricercatori studiosi. Grazie. Grazie direttore delle parole, è stato troppo buono nella descrizione del mio curriculum e esordisco col dire che è nato un bel rapporto col direttore, appunto lui vi ha svelato che ci siamo incontrati dopo che io e Baffoni avevamo fatto una grande mostra a Parma sull'aeropittura italiana e dopo appunto ci siamo incontrati ed è maturata la sua idea di una mostra nel paesaggio aeropittorico di Matera dei Sassi. E poi ecco, io e Andrea l'abbiamo adattata perché abbiamo detto non facciamo un'ennesima mostra sul futurismo, ma siccome il futurismo nel sud ha avuto degli sviluppi eccezionali dalla metà degli anni in poi, e allora sarebbe stato bello di fare una roba che parlasse del futurismo nel Mezzogiorno. C'era già stata una mostra, ma 15 anni prima, proprio del mio maestro Crispolti, 96. Esatto, anzi più molti anni prima, e quindi io avevo un po' timore perché emulare il maestro sarebbe stato difficile, però abbiamo trovato una chiave di lettura nuova, abbiamo anche scoperto delle cose, è stata una bellissima esperienza che si è conclusa poche settimane fa. Scusate il preambolo, però la coda del preambolo è che il direttore Ferrara ci ha dato un compito non facile, perché quando abbiamo letto il concept della ricerca del bravissimo Trentini, l'abbiamo conosciuto da poco, prima epistolarmente, poi di persona, aveva dei canoni specifici, però l'acutezza sua e del direttore ha detto va bene questa ricerca sui manifesti, il ruolo, la nascita della Repubblica, ma da dove nasce tutto questo? Nasce un po' dal futurismo. E allora ci ha chiesto, guardate un po' se è vero o non è vero, e quindi ci saranno anche delle sorprese forse. Quindi il compito è stato piuttosto difficile, non era così semplice riuscire a scavare. Qualcosa abbiamo tirato fuori, sia io che Andrea, dividendoci il discorso, vedrete, sentirete questa distinzione di cose. E allora ecco, io vado velocemente a cominciare. Ho avuto la possibilità di leggere, perché se no io sono notoriamente prolisso, però c'è vicino Andrea col cronometro e quindi cercheremo. Però soprattutto leggerò, salvo qualche inciso a braccio. Perché? Perché la visita questa mattina ai 2 musei Salce è stata molto importante. L'avrei dovuta fare prima di cominciare a scrivere, perché certo che sappiamo quel che c'era, ma qui stiamo parlando di migliaia e migliaia di manifesti, cioè di opere d'arte, e quindi chiaramente abbiamo visto delle cose che se le avessimo conosciute prima sarebbero entrate a pieno titolo qui dentro. E però il bello della ricerca è che la ricerca non finisce mai. Bene, allora, in questa sede di
in questa serie di approfondimenti intorno alla ricerca sulle politiche di carta, quanto mai opportuna nella sede del Museo Salce, fonte inesauribile per la storia della comunicazione in Italia. Ecco, faccio il primo. Qui si può rileggere, direttrice, con lei sfondo una porta aperta, direttrice. Qui si può rileggere la storia d'Italia di un secolo attraverso i manifesti. Quindi anche didatticamente parlando è uno strumento unico, eccezionale, anche all'inizio, che tu pigi un bottone, scegli l'argomento, anzi queste cose io in qualche maniera sono contento di averle viste perché, come avrete letto qualcuno di voi, in ottobre è prevista una grandissima mostra sul futurismo italiano, ma una maxi mostra alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna, voluta dal ministro in persona, che è venuto in verità anche a Matera, insomma, a inaugurare. Anzi, l'abbiamo aspettato perché abbiamo dovuto rinviare la inaugurazione. Io curo una delle sezioni che riguarda i luoghi del futurismo, allora quella installazione all'ingresso, come ho detto al direttore, ridico ora alla direttrice, è un modello eccezionale per illustrare luoghi del futurismo. Lo proporrò per quanto possibile agli allestitori della Galleria Nazionale. Ecco, dicevo che questo museo è una fonte inesauribile per la storia della comunicazione in Italia e quindi è stato molto opportuno che la direzione regionale dei musei del Veneto e il dottor Trentini della Ca' Foscoli hanno voluto opportunamente ma arditamente che si esplorassero gli antecedenti appunto della storia dopo la fine della seconda guerra mondiale. Antecedenti che non potevano che riguardare la rivoluzione di quel tipo di comunicazione operata all'inizio del secondo decennio del Novecento dal futurismo. La sorpresa però, e qui anticipo le conclusioni, è che dal movimento di Marinetti origina sicuramente il rinnovamento della concezione della comunicazione per immagini e in certa misura soprattutto il lettering e l'uso delle cromie, ma i contenuti onestamente appaiono per lo più estranei a quelli della filosofia futurista. Ne abbiamo parlato stamattina anche con Trentini mentre visitavamo i due musei, rivelandosi nei contenuti dei manifesti soprattutto immagini, slogan, contenuti emozionali e negativi, anche talvolta denigratori, realizzati per lo più da artisti figurativi, adusi semmai alla celebrazione. Nascono così, onestamente, delle figure statiche, dure nei lineamenti. Ne abbiamo una anche lì davanti, ma ne vedremo anche delle altre. Appare comunque utile ripartire dagli antecedenti per giungere alla moderna comunicazione che si manifesterà proprio con l'avvento dell'Italia repubblicana, che vedrà nascere anche nei manifesti il moderno design e poi la pop art. Invece quelle sono discendenti diretti del futurismo, il design e la pop art, anche l'astrattismo. Questi sì che sono debitori ampiamente del futurismo. E allora partiamo da Marinetti e dal suo manifesto. Questo che vedete è il signor Filippo Tommaso Marinetti, di professione poeta, che poi diventerà Filippo Tommaso Marinetti. È lui che apre il discorso delle parole in libertà, poi parleremo della pubblicità, che è più facile da individuare anche nei periodi considerati, e infine la propaganda. Ma quello che è più importante è poi invece il concetto utopico della città metropoli futurista. Io abbino sempre il termine città con quello della metropoli,
perché per i futuristi non esiste la città piccola, ristretta o la città antica. Ovviamente Marinetti voleva distruggere le biblioteche, i musei, eccetera, figurati se non voleva distruggere le città medievali e cose di questo genere. E quindi gli architetti futuristi, che pure hanno avuto un ruolo importante nello svolgimento del futurismo, hanno progettato città utopiche perché non è stata realizzata nessuna, seppure qua e là, anche nel postmodern, francamente, si vede qualche spunto che è facile ritrovare in Sant'Elia, in Marchi e in altri architetti futuristi. Per la propaganda, solo che io ripeto solo accennerò, si rinvia alla ricerca base di questa conversazione, che sicuramente è stata illustrata nelle puntate precedenti di questi incontri. E ripartiamo appunto dall'inizio. La fonte principale per ogni ricerca intorno al futurismo non può essere che quella della figura di Filippo Tommaso Marinetti e dei suoi manifesti, a partire ovviamente dal manifesto di fondazione del 1909, pubblicato sulle Figaro a Parigi. In quel documento, che notoriamente nasce rivolto alla poesia, alla letteratura e alla scrittura in generale, in realtà fu recepito subito, soprattutto, non tanto dai poeti, ma da un gruppo di artisti italiani, milanesi soprattutto, che da tempo attendevano una scintilla che potesse dare il via a un rinnovamento radicale del fare arte, ancora attestato su vecchi e logori schemi ottocenteschi o al massimo post-ottocenteschi. All'inizio del secolo, prima dell'uscita del manifesto di Marinetti, le punte più avanzate di ricerca artistica erano Nomellini, che pure è interessante perché anticipa anche il divisionismo, ma insomma non siamo certo nella grande modernità. Pellizza da Volpedo, appunto, e pochi altri. Il manifesto di Marinetti aveva ben più ampie ambizioni di rinnovamento, di scardinamento complessivo, non limitato al modo tradizionale di fare pittura, ma di concepire complessivamente la pittura. Una vera e propria rivoluzione culturale che rompesse definitivamente col passato. Da qui gli slogan, bruciamo le biblioteche, i musei e le accademie, i paradossi che servirono a indicare la strada appunto di una cesura netta col passato e invece indirizzare tutto il nuovo fare artistico, estetico e letterario sulla base di concetti del tutto nuovi che erano il dinamismo e la velocità. Il nuovo culto appunto della velocità e del dinamismo. Concetti che in realtà erano congeniali allo sviluppo tecnologico urbano che all'inizio del secolo si appalesava anche, dico anche, nelle città più evolute italiane del nord come Milano. E qui dopo vedremo che Boccioni, con i suoi primi quadri, La città che sale e il Risse in galleria, chiaramente ci fanno vedere qual era questa modernità che avanzava a Milano. Allora, Balla, Boccioni, Severini, Carrà, Russolo ridicono, pochi mesi dopo l'uscita del manifesto di Marinetti, lo vedete qui, sulle Figaro. Perché sulle Figaro? Breve digressione. Marinetti è un antesignano della comunicazione, il personaggio più importante della comunicazione, io dico del Novecento, perché lui dice: se io faccio uscire il manifesto, questo manifesto in Italia, non se lo fila nessuno. Se esce a Parigi sulle Figaro, invece farà molto chiasso. In effetti, in realtà, qualche anticipazione uscì di questo manifesto anche a Napoli e ne abbiamo dato conto nella mostra di Matera, ma
ma si limitò a un trafiletto di 12 righe. Anche questa è una scoperta, perché tutti dicevano no, era uscita sul pungolo a Napoli. Dopo tante ricerche fatte da noi a Perugia, viene fuori che è un trafiletto di 10-15 righe. Però certo, era un'idea. Invece sulle Figaro chiaramente fece un rumore, un chiasso notevole, e ci ha lavorato e ha corteggiato pure la figlia dell'editore per diversi mesi. C'è un romanzo che non è, cioè in realtà una biografia molto interessante di questo corteggiamento finto che però ha avuto esito positivo. I manifesti, qui non parliamo dei manifesti quelli, parliamo dei contenuti. I manifesti saranno il leitmotiv del futurismo in tutta la sua estensione temporale e contenutistica, che va dal 1909 appunto al 1944, quando storicamente si fa finire l'esperienza del movimento futurista con la morte appunto di Marinetti, che da poeta fino agli ultimi giorni in realtà fu maieutico come persona e con i suoi contenuti del rinnovamento complessivo del fare arte in Italia col binomio arte-vita, ma coinvolgendo nel radicale rinnovamento ogni forma di espressività. Avrete sentito sicuramente dire che il futurismo si interessò non solo di pittura e di scultura, non solo di poesia, di letteratura, ma di cinema, di musica. Abbiamo portato a Matera l'Intona Rumori ricostruito, che è una cosa incredibile, di Russolo, uno dei fondatori del Manifesto del 12, appunto, che scardinava anche il modo di fare musica. Ecco, persino la cucina, c'è un manifesto della cucina futurista, non ve la raccomando, però c'è anche la cucina futurista, che ovviamente scardina anche lì. Ecco, in qualche mostra c'è stato tentativi di imitazione e di accomodamento, ma non divaghiamo. E quindi cinematografia, la moda, c'è tutto. Il futurismo si abbraccia tutto. E poi questa volontà di abbracciare tutto viene codificata in un altro manifesto del futurismo, e cioè in Ricostruzione futurista dell'universo del 1915, firmato da Balla e De Pero, dove si analizzano tutte le potenzialità del futurismo nell'affrontare e abbracciare ogni forma di espressività. Fra i tanti manifesti che segnano questo abbraccio, ecco, io a metà degli anni 20 e nei 30, ovviamente, c'è anche un manifesto della pubblicità. Ecco che entriamo in medias res. C'è il manifesto della pubblicità che soprattutto, lo vedremo fra qualche minuto, riguarda De Pero, ma non solo De Pero, dove si analizza quello che può e deve essere la nuova concezione del manifesto futurista. Però prima del manifesto c'è altra roba, e c'è appunto le parole libere, ci arriviamo brevissimamente. Quindi ribadisco che Marinetti è stato un antesignano della nuova comunicazione, e questo lo dimostra anche in vari suoi scritti. E qui anticipo una cosa interessante, Andrea ci fa vedere un quadro. Allora, Marinetti era anche profetico, in qualche maniera. Lui disse, verrà un giorno, più volte ha scritto, verrà un giorno che si potrà comunicare da un posto all'altro del mondo con immediatezza. Aveva inventato WhatsApp, chiaramente. E un futurista che si chiamava Alessandro Bruschetti, nel celebrare Guglielmo Marconi, del quale abbiamo visto pochi giorni fa un bel film documentario su Rai 1, ritrae Marconi, guardate, con queste scariche elettriche che attraversano il mondo. E quindi mi pare proprio che qui Bruschetti abbia voluto illustrare queste idee allora strampalate negli anni 10, c'era al massimo
c'era il telefono, no? Giusto? E invece, ecco, qui rappresenta questo discorso della comunicazione da un capo all'altro del mondo. Colgo anche questa occasione per ribadire, appunto, che questa evoluzione del futurismo dal 9 al 24, certo, non mi nascondo che nel 15 e 16, con la morte di Boccioni e Sant'Elia in guerra, c'è una cesura nell'avventura futurista. Perché fra l'altro, oltre che Boccioni e Sant'Elia che muoiono, c'è Severini e Carrà che prendono altre strade. Severini se ne va in Francia e diventa in qualche maniera post-cubista, e Carrà torna a dipingere delle bellissime nature morte, delle bellissime marine, cose assolutamente strane alla sua esperienza futurista. E quindi non finisce il futurismo, finisce una stagione, perché qualcuno continua ostinatamente, pochi critici e storici dell'arte, a dire che quello è il primo futurismo e finisce con la morte di Boccioni e Sant'Elia. Manco per niente, perché Marinetti era vivo e vegeto, seppur è andato anche in guerra, ma insomma, vivo e vegeto, e il futurismo continua. Perché fra l'altro in guerra, e qui ci arriviamo fra un minuto veramente, Marinetti stesso, ma anche i suoi amici futuristi, scrivono parole in libertà, ispirate ovviamente alla guerra, e qui ne vediamo alcuni esempi, e lì Marinetti, per primo, ne fa una di queste parole libere e scardina appunto i concetti di come si scrive un testo di qualsiasi genere, una poesia, un racconto, quello che volete. Ecco, questo Zang Tum Tum è del 14, appunto, con la guerra, e vedete che queste lettere differenti per corpo e anche per struttura, e ovviamente buttate là nel foglio, sono la prima esperienza di parole in libertà fatta proprio da Marinetti. Dopo questa cesura, adesso ci arriviamo, dopo questa cesura, finisce la guerra, riprende l'attività dei futuristi a Roma, dopo un po' a Roma, perché Marinetti ancora abitava a Milano, ma nel 25 si trasferisce a Roma e la direzione del movimento è a Roma, e c'è l'evoluzione del futurismo in maniera coerente, dopo appunto quello che io chiamo non primo futurismo ma periodo eroico, il movimento marinettiano si dipana in specificazioni importantissime. Qui nasce l'aeropittura, l'arte meccanica, l'idealismo cosmico di Prampolini, tutte cose che abbiamo, credo, adeguatamente presentato a Matera nella mostra. Qui c'è in vendita anche il catalogo, e quindi chi volesse divertirsi a leggere queste cose, credo che le abbiamo scritte tutte. E arriviamo appunto alle parole libere che ho anticipato. Le parole libere o parole in libertà scardinano la scrittura e la comunicazione in generale. È la rivoluzione marinettiana che fonde parole, segni in palinsesti improbabili. Le parole libere diventano messaggi visivi e dunque vere e proprie opere d'arte. La rivoluzione futurista interessò subito anche la metrica, che venne liberata. La metrica, che è l'ossessione, è stata anche la mia a scuola. Ecco, per fortuna lui l'aveva scardinata, però poi dopo ce la ripropinavano e non si capiva bene a che cosa servisse, e lui la liberò. Una rivoluzione della scrittura indotta dal futurismo nasce prima, c'è il verso liberismo dedicato solo alla poesia, che però lo stesso Marinetti che l'aveva inventata, cioè il verso libero di come scrivere una poesia, che è diverso, è l'antesignano delle parole libere,
e lo stesso Marinetti lo supera presto appunto con l'introduzione delle parole in libertà, che nascono dall'esigenza di adeguare l'espressione letteraria alle mutate forme della civiltà moderna, basate essenzialmente sulla velocità. In Zang Tum di un minuto fa c'è la velocità, no? In qualche maniera, vedete? La caduta, sempre velocità, è conseguenza principale del progresso tecnico-scientifico. Non adatto a questo scopo si era rivelato invece il verso libero, che pur avendo sconvolto i canoni metrici tradizionali, rispettava ancora le regole sintattiche. Ecco invece ora la soppressione di quali elementi? Cosiddetti accessori. Pensate, per Marinetti e i suoi seguaci erano accessori l'aggettivo, l'avverbio e la punteggiatura. E se levi queste tre cose, che rimane sta roba, che causano, diceva Marinetti, un rallentamento del discorso poetico e invece raccomanda l'uso particolare di altre cose, quali il verbo all'infinito e il doppio sostantivo, che egli riferisce che conferisce maggiore dinamicità. Ecco, soprattutto allora viene fuori l'utilizzo dell'analogia, che viene definita da Marinetti l'amore per lui è l'analogia e l'amore profondo, che collega le cose distanti, apparentemente diverse ed ostili. L'analogia diventa così la tecnica fondamentale di questa nuova percezione del reale, tutta affidata all'intuizione con la quale è possibile cogliere cosa? L'essenza della materia, che è, fra l'altro, il leitmotiv di uno dei manifesti di Osvaldo Peruzzi, futurista livornese, che nel 1941 scrive appunto un manifesto dove mette al primo posto l'essenza della materia. Allora, qui ho fatto tutta una lunga cosa che ve la risparmio, perché vedo che stiamo consumando molto tempo, perché appunto qui c'è tutta, ti spiega come si deve fare una parolibera, ma ecco, in questo magari poi lo lasceremo se siamo agli atti, però ecco, invece vorrei soffermare, guardate molto bene, qui ci sono 2 o 3 parolibere del mio di Gerardo Dottori, 2 sono stampate perché, ecco, la prima è questa, lui intanto in guerra scambia nome, si firma G. Voglio, Gerardo voglio dipingere, voglio fare il futurista, e ci firma intanto questa parolibera. La prima è scritta a mano, in guerra non è che era così facile poi avere gli strumenti, però siccome erano cose interessanti, qualcuno, cioè Marinetti stesso con la posta, non lo so, gliele fa pubblicare, e quindi ne abbiamo 2, andiamo avanti, guardate, ecco, queste sono state pubblicate sull'Italia Futurista e sono bellissime, guardate, e qui appunto, come dicevo prima, i caratteri grandi, piccoli, i segni, non c'è più la punteggiatura, e c'è i verbi all'infinito. Bombarda, ovviamente è riferita alla situazione che sta vivendo, il proiettile diventa un bamboccio. Guardate la sua parabola grande, lenta acuta, che sale dondolante. Guardate, il tipografo, su indicazione ovviamente dell'autore, fa diventare dondolante il termine, no? L'apice. Guardate, anche su aeroplano, mi pare molto interessante. Quindi salto tutta questa parte perché ci sono 3 manifesti delle parolibere, ma mi pare nell'economia del nostro discorso un po' troppo. E invece, allora arriviamo alle mie considerazioni sulla pubblicità e la propaganda nella città. Ecco, con la pubblicità direi che potremmo dire molte cose interessanti che riguardano i rapporti con il futurismo, anche perché all'epoca i pubblicitari più significativi sono proprio futuristi.
e uno si chiama Fortunato De Pero e non solo lui, Dudovic e altri futuristi o vicino ai futuristi, e lì veramente si vede l'impronta del futurismo. Lo stesso Balla, guardate, questo è del 13 poi, insomma, quindi stiamo parlando di proto-design. Ecco, la Dinamo la espone con una spirale in qualche maniera, e poi vedete qui non c'è il colore, però questa ci dà l'idea appunto dell'intuizione, della qualità di questa intuizione. Andiamo pure avanti, Andrea. Ecco, questo addirittura è invece il manifesto per un film. I futuristi hanno fatto solo un film, Vita futurista, ecco, e che vedete come è stato illustrato. Torniamo un attimo indietro, vedete anche qui c'è i segni insieme alle lettere, i caratteri completamente diversi uno dall'altro. Non è il campione, ne abbiamo visti i migliori, però è interessante. E poi invece andiamo avanti, e qui, ecco, questo è molto interessante. Anche Tato, del quale ci occupiamo io e Andrea da un anno, è stato un buon illustratore, e qui in maniera un po' graficamente pesante, però ti fa vedere un po' quasi funerea, perché poi questo Tato era un po' matto, addirittura inventò il suo funerale, cioè non che lo inventò, disse che era morto e fece e organizzò a priori il suo funerale, poi alla fine si scoprì che morto non era, per dire. Ecco, questo è una copertina di una serie, è molto interessante questo manifesto, l'ho visto nella vostra collezione dell'altra sede, se non vado errato, e mi ha detto appunto che Gattino è carta da parati, che non l'avevo letto nel piccolo. E qui è interessante perché si comincia a introdurre il discorso della metropoli. Vedete che non è una casetta, questa è un grattacielo, decisamente. Stiamo parlando del 30, è un grattacielo, e Gattino si pone alla sommità per dire: io sono in grado di ricoprire tutto. Più esplicito futuristicamente è questo Lucio Venna, sempre nel 30, che guardate che questo bolide attraversa le Alpi, il Colle della Maddalena, e sembra che il paesaggio si avvolge intorno all'automobile, giusto? E guardate il lettering, che è tipicamente futurista e viene dalle parole in libertà. Andiamo pure avanti. De Pero, e ne vedrete tante di De Pero ancora, ha lavorato molto, è stato 2 volte a New York con lunghi soggiorni, e lì i grattacieli li vedeva fisicamente, infatti li ha spesso rappresentati, però ha anche lavorato per Vogue, che già allora era la rivista più importante, e quella figura femminile è interessante. Ma tutti conoscono invece De Pero abbiamo visto Vogue, Vanity Fair, però tutti conoscono e conosciamo De Pero per l'aperitivo Campari, che volenti o nolenti ancora è lui, ancora è quello. Se chiediamo un Campari, la bottiglietta del Campari è ancora quella progettata da De Pero. Quindi se ha retto quasi un secolo, vuol dire che dal punto di vista della comunicazione era una cosa decisamente interessante. Allora, però leggo veloce, ecco, tieni un attimo questa. La pubblicità è oggetto del futurismo e l'arte pubblicitaria, manifesto del 31. Il futurista trentino, che è appunto la figura di spicco della pubblicità futurista, anche per la continuità di impegno, cioè per De Pero non è che ogni tanto faceva un manifesto, lui i manifesti li ha fatti in tutta la sua parabola estetica, e quindi dall'inizio, addirittura dalla metà dei 10 fino a che non è morto, e quindi per lui era fondamentale. Ecco, e i suoi
pupazzi o bucciotti, detto non in modo dispregiativo, sono anche questi, reggono al secolo, perché ovunque vengono esposti hanno un grandissimo successo e ritornano in tantissime pubblicità. C'è poco da fare, De Pero anticipa la pop art, cioè Warhol che si inventa in America di portare sull'altare la pubblicità, ha fatto l'operazione che faceva De Pero 50 anni prima, né più e né meno. Nel 1931 c'è ancora un altro manifesto firmato da De Pero insieme a Gerbino e Casalova che definisce la pubblicità poesia. Qui si sono pure messi a litigare, ora lo scrivo, sottolineato che la pubblicità per i futuristi è la rappresentazione della nuova realtà industriale e metropolitana. Vale la pena da ricordare alcune definizioni, sì, queste ve le devo dire. Sulle futurisme, Marinetti scrive che i manifesti multicolori sul verdeggiare dei prati sono uno degli elementi fondamentali della trasformazione futurista del paesaggio. Lo stesso Palazzeschi nel 13 scrive che l'immagine del paesaggio urbano industriale è restituita attraverso una sequenza di richiami pubblicitari. E quindi, scritto da Palazzeschi, perché i puristi dissero: ma che i futuristi si devono occupare della pubblicità, la pubblicità non è arte, è robetta di serie C. No, e invece questi qui tendono a confermare che la pubblicità è fondamentale. Ecco, si accende il dibattito e addirittura si esalta la autopubblicità, quindi il futurismo si deve autopromuovere, e lo scrive lo stesso Giovanni Papini nel 13 e nel 27 De Pero ancora scrive c'è la necessità di autoreclame, quindi usa un termine straniero un po' proibito, perché nel 27 insomma parlare di reclame, se lo avesse letto come l'avrà letto qualche gerarca, forse si arrabbiava un pochino. Anche Boccioni, ecco, torniamo un attimo indietro, anche Boccioni si diletta con la pubblicità. Lui era invece un purista, come dire, la pubblicità la faccio la sera, mi diverto. Dunque l'attenzione per il manifesto pubblicitario è precoce, ma appunto si va avanti, come ho detto prima, dal 15 con la ricostruzione futurista dell'universo. Salto altre cose. Dulgerov, per esempio, è importante, con i suoi cartelloni, che indica come il prodotto reclamizzato deve essere riprodotto fedelmente e non con simbologie. Questo è un concetto molto importante, perché alcuni dicono no, ma tu non devi fare Campari che mi riproduci la bottiglietta del Campari, ma devi fare una cosa che simbolicamente rappresenta una bibita, invece no, ti dicono va riprodotto fedelmente. Quindi addirittura di Ulgerov ho letto e verificato che lui è un antesignano della pubblicità comparativa. Nei suoi manifesti di Ulgerov non si limita a dire bevete Campari perché quell'altro non è buono, quindi è quella che oggi si chiama pubblicità comparativa. Molto attivi in questo settore anche futuristi torinesi, che addirittura nel 28 fanno una mostra al Valentino proprio sulla pubblicità. Non parliamo poi di Pannaggi e dello stesso Dottori che usa il paesaggio aeropittorico. Allora, ecco, qui vediamo di Ulgerov, bellissimo, eleganti, questo ce l'avete voi in questa serie o nell'altra, non ricordo, nell'altra sede, Amaro Cora, vedete, e questa è molto dinamica, molto interessante. Andiamo pure avanti. Ecco, no, questa è la copertina di un libro, di quel pazzo di Tato. Allora, stretta connessione tra i manifesti pubblicitari, quindi la reclame, e invece, ecco, andiamo all'ultimo capitolo, che è l'ambiente urbano, quello del progresso che si misura anche con le rappresentazioni
pittoriche. E quindi vorrei riportarvi, ecco, questi sono altri esempi, anche Sironi, vedete c'è un grattacielo anche in questa cosa sulla rivista L'Ambrosiano. E invece arriviamo a Boccioni e la città, ecco, manifesti e propaganda politica. Ecco, intanto, ecco, Sironi, che è quello più vicino di tutti al regime, quello che canta il regime più di tutti gli altri, e qui dipinge, realizza questo manifesto della famosa giornale Il Popolo d'Italia. Leggete tutto, e qui esce la fiaccola questa cosa dell'Italia col Popolo d'Italia, quindi c'è un accenno di dinamismo. Invece ecco, vedete invece le rappresentazioni tutto sommato statiche, ecco, questo è di chi è? Questo è il Gioventù Fascista del 32, ma è anonimo. È anonimo, però ecco, l'abbiamo visto come emblematico. Vedete, c'è l'unico interessante, torna indietro un attimo, l'unica cosa interessante, no, su quello lì, che c'è questa diagonale che va dal fucile al moschetto fino all'incoronazione, perché questa è la gioventù, quella del littorio, chi vinceva i littoriali veniva fra i due bracci, si svolge l'azione invece interessante, vedete, questo è il lettering, è quello delle parole in libertà. Andiamo pure avanti. Andiamo alla città. Ecco, andiamo alla città, indietro un attimo, solo quello. Ecco, sì, no, da qui. Ecco, arriviamo all'impatto. Ancora questi sono manifesti di propaganda, ma veramente modesti dal punto di vista, ecco, del lettering, no, ma come questo è anche veramente un po' terribile. Vedete che qui si inneggia e si dice che i negri, allora si chiamavano negri, ora non si devono chiamare più così, attentavano alla virtù delle ragazze. Questo ma quello come qualità eccezionale. E qui arriviamo alla propaganda. La propaganda è un po' terribile, come vi avranno scritto chi ha condotto la ricerca. Torniamo un secondo istante indietro. Ecco, è terribile da ogni punto di vista. Ecco, qui è la Democrazia Cristiana che dice attenzione, perché la falce e martello del Partito Comunista insidia e rischia di rompere lo scudo crociato. Ecco, qui di dinamismo c'è un po', perché c'è il lancio della cosa, difendetemi, e c'è sì dietro lo sfondo un po' di dramma, e questo ha una certa qualità. Questo è terribile, perché vota o sarò il tuo padrone, quando dicevano che i cavalli si sarebbero abbeverati sulle nostre fontane, no? Questo lo sanno tutti. Ecco, allora, mi sono limitato a questo perché fra pochi minuti Andrea sarà più prolisso e esplicito su queste cose della propaganda. E invece l'ultima parte è l'impatto con la città metropoli, con la pubblicità. Io dico che c'è una stretta connessione fra i manifesti pubblicitari, quelli di prima, la reclama, con l'ambiente urbano, quello del progresso che si misura con le rappresentazioni pittoriche. Questa è Rissa in galleria, che dà l'idea di Boccioni del 10. Vedete che qui il dinamismo è alla base di questa rissa immaginata probabilmente, perché in galleria già allora ci andavano i gagà e i signori a prendere il caffè, e però lui qui immagina una rissa in galleria. Ma quello che ci interessa più di tutti è questo, è appunto la città che sale. Vedete che nello sfondo ci sono i grattacieli, c'è appunto la città che cresce, lui dice la città che sale. E chi è che conduce questa esaltazione e questa modernità? Questa sorta è un cavallo imbizzarrito che si lancia
nella modernità. Ecco, queste cose, come vi dicevo, De Pero le ha praticate, perché lui stava a New York dove i grattacieli c'erano. È fondato l'impatto della città con la pubblicità sull'effetto sorpresa, quello che futurista Marchi cerca di delineare con una città, la chiama la città della pubblicità addirittura. E questo no, sembra un Luna Park, ma guardatelo bene, invece è decisamente interessante, perché lì in mezzo a questa sorta di baraccone in realtà ci sono le strade sopraelevate, ci sono tutte le cose che si sarebbero realizzate magari non a Milano e non in Italia, ma in Giappone o e qui stiamo parlando, signori, del 1919, chiaro? Allora, e qui invece Marinetti, perché poi qualcuno dice, ma c'erano già degli ecologisti all'epoca, e dicevano, ma qui bisogna fare una politica di austerità, ovviamente, no? E allora, invece Marinetti scrive contro la proposta di risparmio energetico che vietava l'accensione notturna delle luci ed esalta il valore delle insegne pubblicitarie, che definisce la bellezza degli avvisi luminosi ha per elementi l'originalità, la mimesi, la gaiezza. Le pause del buio invece interrompono e ravvivano la luce e la risoluzione colorata e palpitante. De Pero ne ho già parlato e lo salto. Ecco, è l'ultimo capitolo, appunto, è propaganda nella città. Guardate De Pero, che appunto è vissuto in mezzo ai grattacieli negli anni 30 per 2 volte, come ha rappresentato sapete che uno degli elementi del linguaggio futurista è quello della sintesi. Ecco, lui sintetizza in queste immagini che cosa? Sullo sfondo le luci, il neon, appunto la pubblicità, e davanti questo incontrarsi, scontrarsi di grattacieli che li mette in sintesi, e addirittura sotto c'è la metropolitana, Subway, quindi c'è tutto, chiaro? L'architettura futurista fu supportata da ben 3 riviste, fra Roma e Torino, la città futurista, l'altra era Sant'Elia da Roma, e la città nuova. Leggo le ultime 2 pagine, dice appunto che, siccome devo parlare della propaganda politica, qualcosa dovevo dire, ma perché sono arrivato in fondo? Perché sono rimasto un po' deluso, come dicevo all'inizio. Quanto alla propaganda politica, sono numerose le immagini tratte soprattutto dai dipinti dei futuristi, più che creazioni specifiche propagandistiche. L'esaltazione dell'arditezza aviatoria. Qui non abbiamo fatto in tempo a mettere il balbo, la trasvolata, ne ha dipinto dottori, ma non solo dottori, Tato ed altri, e quindi era esaltazione del regime, ma soprattutto di Balbo, che arditamente mise insieme una squadriglia per fare addirittura questa traversata. Altre opere le troviamo nella cartellonistica, come quelle di Prampolini di Dottori per il decennale della rivoluzione fascista. Allora, dicevo che l'assunto già in premessa enunciato, che il livello di elaborazione grafico-contenutistica della propaganda è modesto, se non modestissimo, rispetto invece alla pubblicità, soprattutto riguardo alla propaganda, trova conferma nelle visioni delle singole tavole di Sant'Elia, di Ulgerov e Marchi, che è però questa cos'è? Ideazione architettonica e urbanistica della metropoli, che è muta di pubblicità e austera nelle volumetrie. L'avete visto dalle immagini, no? Addirittura queste costruzioni appaiono repellenti a manifesti pubblicitari o di propaganda, cioè non ce li vede l'autore, non ce li vediamo anche noi in questi volumi massicci e imponenti, però in teoria
ci saranno anche stati, non in quelle, perché non ne ha realizzata nessuna, né Sant'Elia né Marchi, vedete? Ecco, insomma, i manifesti di propaganda sono molto indietro come concezione e realizzazione rispetto invece alla metropoli futurista, della quale vi ho qua e là parlato, e dicevo che l'ideologia metropolitana però è stata la punta più avanzata dell'elaborazione futurista, che poi comincia negli anni 10, ma soprattutto si sviluppa nei 20 e nei 30. È stata quindi la elaborazione più avanzata, ma anche la meno realizzata, perché bene o male la cucina futurista a Torino addirittura aprirono un ristorante che si chiamava Santo Palato, e lì bene o male la faceva la cucina futurista. Poi di nascosto, mi diceva Dottori, col quale ho avuto il piacere e l'onore di parlare molti anni prima che morisse, dice: Marinetti si faceva anche in questa casa, la casa di Dottori a Perugia, grandi mangiate di tagliatelle, che però aveva fatto un manifesto anche contro la pasta asciutta, come voi sapete, no? Quindi sono le contraddizioni per modo di dire. Quindi lì invece la punta più avanzata è appunto quella architettonica, però dicevo è la meno realizzata. Invece la moda, bene o male, l'hanno realizzata addirittura due stilisti importanti come Emanuel Zo e la Biagiotti negli anni e anche Missoni negli anni 80, per rimanere qui, negli anni 80 hanno fatto delle collezioni ispirate al futurismo, e sono anche delle cose molto belle e interessanti. E quindi dicevo, il futurismo ha avuto, e poi l'ho detto all'inizio, l'astrattismo, quello lo stesso di D'Orazio, e viene da Prampolini e dalle linee di intervento futurista. Ecco, quindi lì c'è la realizzazione e la continuità, notevole continuità. Ecco, sull'architettura invece siamo rimasti ai progetti molto importanti, ma ai progetti. Quindi sicuramente la conclusione è di un po' di delusione, perché nella propaganda politica non abbiamo il massimo della continuità, anzi a volte la troviamo nelle cromie e nel lettering, ma non nei contenuti, salvo alcune eccezioni che fra l'altro ora le approfondirà Andrea Vaffoni sicuramente, e però anche questo è un elemento di questa ricerca. Ripeto, la ricerca mi pare che è stata molto utile, e poi questa è stata fatta perché c'era il centenario del Partito Comunista. Credo che l'anno prossimo c'è l'80° anniversario invece della nascita della Democrazia Cristiana, e chissà che non si possa approfondire anche il discorso dei manifesti di propaganda, che alcuni però abbiamo visti anche qui. Grazie della pazienza. Grazie, la parola a Andrea. Come scrive De Pero nel manifesto dell'arte pubblicitaria, sarò obbligato alla sintesi, perché così doveva essere l'arte della pubblicità per come la intende Fortunato De Pero, un'arte viva che quindi fuoriesce dall'idea del museo e dello spazio espositivo e che invade la città. Un'arte quindi obbligata a essere diretta, sintetica, coloratissima e immediata. Io entrerò quindi, dopo quello che ha fatto vedere Duranti, più nello specifico futurista dei manifesti, che però non riguardano solo futuristi, come ha fatto vedere Massimo Duranti, ma artisti che operano parallelamente. Uno dei primi esempi da cui parto è Severo Pozzati,
che è presente anche qui al Salce, tra l'altro è presente nella mostra che abbiamo appunto visto questa mattina nell'altra sezione, e inizio con un manifesto emblematico che riassume un po' tutto. Questo manifesto per il Congresso internazionale della pubblicità tra Roma e Milano del 1933. Pozzati negli anni 20, lui era nato a Comacchio, si sposta a Parigi entra in contatto con il gruppo degli artisti italiani che operano nella capitale francese, in modo particolare conosce Prampolini e quindi la poetica futurista entra nel suo lessico. Questo lo possiamo vedere chiaramente, ecco, il paroliberismo a cui ha fatto riferimento Duranti lo vediamo in quella scritta: pubblicità, Congresso internazionale della pubblicità. Guardate bene, io cercherò di fare un discorso più legato all'iconografia. La pubblicità, il termine pubblicità è di metallo e viene attratto da questa calamita. Perché la calamita? È un elemento di chiaro richiamo futurista. La città futurista è la città meccanizzata, è la città del futuro ed è una città che deve quindi raccontare di un popolo che non è più quello povero, analfabeta e rurale. La pubblicità tra gli anni 20 e soprattutto 30 deve raccontare una Italia nuova, un'Italia veloce, meccanizzata, dinamica, all'avanguardia. Naturalmente industrializzata, ma che non dimentica le sue origini rurali. Allora guardate l'invenzione di Pozzati in questo caso: la calamita, che per la sua forma unisce le due città, Roma e Milano, capitale economica, capitale politica. E che cosa attrae la materia interna meccanicamente? L'energia. L'energia attrattiva, magnetica, invisibile. E questi sono tutti elementi di ascendenza futurista. L'energia della materia, la meccanizzazione, l'industrializzazione. Ecco, in questo manifesto di Severo Pozzati si ritrovano tutti questi elementi di chiara matrice futurista che vengono assorbiti da un pubblicitario che opera in Francia da pubblicitario e che negli anni 30 entra appunto nel sindacato degli artisti italiani che operano all'estero e entra appunto in relazione anche con il contesto futurista. Quindi il primo elemento di analisi è legato al lavoro e in modo particolare all'industria. Questo manifesto di Anonimo del 1940 che ci parla del tema, ci fa entrare nel tema dell'autarchia, ha degli elementi iconografici assolutamente ispirati a questa dimensione industriale. Intanto guardiamo, no, la parte centrale. Guarda, come funziona la pubblicistica in questo caso? Deve essere immediata, come scrive De Pero. E allora si capisce subito che cosa? La parte centrale, come un sole, questo crogiuolo che contiene la parola, il termine, l'azienda, Ilva, e questa cascata di acciaio fuso, bianchissimo, che va a forgiare il messaggio, autarchia dell'acciaio. L'occhio viene indotto immediatamente a cogliere questi due elementi uniti dalla colata e soltanto dopo, ma molto dopo, si individuano queste due figure. Allora è chiaro che l'immagine che si dà del lavoratore, come ha fatto vedere Duranti anche poco fa, è in un certo senso subordinata al potere e alla potenza della macchina e dell'industria, che determina energia. E guardate anche come appunto similmente prima quell'opera di Boccasille che abbiamo visto e che è qui al Salce, questa tavola pubblicitaria di Cesare Andreoni, lui sì
futurista milanese, anzi aeropittore, vedremo altre cose, per la Feltrinelli Masonite e anche in questo caso le impalcature, queste figure di lavoratori che vanno a costruire l'impalcatura di questo ipotetico grattacielo che è composto dalle iniziali dell'azienda. Ma che cosa sono queste impalcature se non quella struttura che avete poc'anzi visto, proiettata appunto da Duranti, della città che sale? Il cavallo fiammeggiante che rappresenta l'energia del lavoro e dei lavoratori che edificano la città del futuro, che è per sua natura costellata da queste impalcature. Ecco che dal 1910 al 1939 questi elementi iconografici arrivano nell'ambito della pubblicistica, rimanendo nella dimensione delle aziende importanti che hanno e che facevano il nostro paese. La Fiat, con questi due interessanti confronti di due pubblicitari, Giuseppe Romano e Giuseppe Riccobaldi del Bava, guardate come viene interpretata in due modi differenti. Siamo nello stesso anno, 1928. Allora, qui ritroviamo la monumentalità, Fiat, che sembra appunto un antico arco di trionfo, no? Con la quadriga sulla sommità, e queste piccole auto che sfrecciano. La velocità, il dinamismo lo troviamo qui, e dietro troviamo questa sorta di sole nascente. Durante all'inizio del suo intervento ha ricordato le origini dei futuristi, ha richiamato quegli avanguardisti che erano prima dei futuristi, in modo particolare Pellizza da Volpedo, no? Che ispirò profondamente anche Giacomo Balla. E allora qui dietro vediamo, no, questa sorta di sole nascente che dà una dimensione di forza, di calore e di energia. Nell'altro invece abbiamo una predominanza di colori, anzi diciamo un equilibrio fra colori caldi e colori freddi, ma ci spinge un po' a considerare la data 1928. Siamo agli albori dell'aeropittura. Gerardo Dottori in questo anno sta dipingendo l'idroscalo di Ostia, che è l'opera d'arte che lo stesso Marinetti dichiarerà essere l'inizio dell'aeropittura. Il manifesto però verrà poi sottoscritto, pubblicato nel 1931, ma l'inizio di questo processo che porterà all'aeropittura si data proprio al 1928, benché Dottori stesso avesse dato prova fin da qualche anno di opere aeropittoriche. E allora l'elemento tipico dell'aeropittura è la spirale che porta in alto. E allora queste auto scorrazzano verso questo ipotetico, appunto anche qui, orizzonte, che però non è di fronte a noi ma è in alto, in chiara linea aeropittorica. L'aeropittura spinge infatti il pensiero artistico e l'immaginario futurista non più a terra ma verso l'alto. Altra interessante immagine, questo di Alberto Bianchi, l'ardita Fiat. Siamo nel 1933, anno in cui va in produzione questa macchina che diventa subito così importante per gli italiani, e ci sono un paio di elementi piuttosto interessanti. Da un lato la figura dinamica, emancipata, che richiama l'immagine di Tamara de Lempicka iconograficamente, e poi appunto la figura femminile. La donna al volante rappresenta un simbolo di emancipazione che tra poco vedremo emergere profondamente nella pubblicistica italiana in chiave futurista, ma non necessariamente, insomma. E dove invece esplode in un certo senso il tema del paroliberismo,
ecco, abbiamo visto nel lavoro precedente di Pozzati come, no, le parole in libertà diventano oggetto colorato. In questo manifesto, in questa tavola pubblicitaria di Cesare Andreoni, vediamo come il paroliberismo costruisce l'immagine. È un'opera piuttosto interessante, fu pubblicata nel 1939 su Campografico, rivista diretta proprio da Enrico Bona, e il titolo di Campografico anche la dice lunga un po' su quello che era il pensiero: aeroporto della rivoluzione futurista delle parole in libertà, poesia pubblicitaria. Ecco, la parola in libertà, il paroliberismo unito al concetto di rivoluzione futurista e alle parole in libertà. Come viene costruito questo lavoro di Cesare Andreoni? Fiat, ancora una volta, non è più semplicemente un marchio, ma diventa uno spazio che è monumentale, ma che al tempo stesso all'interno contiene alcuni elementi: cielo, mare, terra, a significare che in epoca coloniale le ardite Fiat coloniali correvano nel Tembieni, quindi questo è un chiaro richiamo alla politica coloniale, ma queste macchine prodotte appunto in Italia conquistano i tre luoghi: il cielo, il mare e la terra. Come spesso Duranti ricorda, il futurismo ha avuto due fasi importanti: una prima fase di terra e la seconda fase d'aria. Qui in realtà suggerisce una terza fase, sarebbe cosmica in effetti, ma qui Andreoni ci suggerisce una fase acquea in un certo senso. Ora, un idrofuturismo non è mai esistito. Alcuni esempi di motoscafi ce li ha proposti Benedetta, ma mentre è esistita un'idropittura è esistita soltanto per Gerardo Rottori, ma non aveva a che fare con la terminologia, ma bensì con lo strumento, utilizzava le idromatite, il pastello acquerellabili. Però vedete come costruisce, no, la struttura, quindi cielo, mare, terra, l'ultima T che richiama il Tembien, quindi l'iniziale di questo luogo che noi siamo andati in qualche modo ad occupare, è cielo e terra. Ma non è finita qui, perché se vediamo quello che accade al centro, la scritta diventa un mezzo, vedete, che corre appunto nel Tembien, e non a caso il territorio accidentato sottostante diventa appunto questa frase. Quindi il Tembien, territorio accidentato che le nostre auto conquistano, le ardite Fiat coloniali conquistano. Quindi ecco un po' quello che precedentemente ha fatto vedere Duranti nel paroliberismo di Dottori, ad esempio, o anche di Marinetti, che è stato inizialmente un voler scardinare il linguaggio, scardinare la parola e poi farla ridiventare oggetto estetico, farlo ridiventare opera, ricostruire un po' come fecero i cubisti nella fase sintetica e poi analitica. Allo stesso modo i futuristi destrutturano la forma e la parola per poi ricostruirlo con un messaggio che appunto deve essere diretto e immediato. Mi scappa una cosa, direttore Trentino. Questo artista Andreoni, milanese, è considerato un minore dei minori futuristi, e i miei colleghi, tutte le volte che lo proponiamo di inserire nelle mostre, storcono la bocca perché è un minore dei minori. Chiusa la parentesi.
Ancora Andreoni, un altro esempio, sempre del 39, è appunto questo schizzo per composizione tipografica Caproni. L'aeroplano viene composto attraverso il lettering, ma al tempo stesso all'interno Andreoni riporta le varie fasi, i vari step, i vari aeroplani che sono stati costruiti. Quindi diciamo che all'interno, no, della sagoma, della silhouette, si ritrovano 35 anni di storia aeroplanica, e quindi in questo senso vedete come dal 35 questo manifesto pubblicitario per Assoavio e al 39 come il paroliberismo riconquista e conquista l'immagine attraverso quel concetto di sintesi che appunto aveva espresso nel suo manifesto dell'arte pubblicitaria Fortunato De Pero. E regge fino al 39 al 40 ampiamente, cioè con delle qualità indubbie come questa. Quindi diventa centrale cosa? Il prodotto, soprattutto all'indomani, nella seconda metà degli anni 30, proprio delle leggi autarchiche. L'autarchia, in questo caso abbiamo due esempi, Mitlikovitz, autore famoso di manifesti in chiave Liberty, che in questo caso realizza questo manifesto dove c'è l'esortazione all'acquisto dei prodotti italiani. Ora, ho messo volutamente accanto questi due manifesti, intanto per un tema che è quello appunto della città, come si è voluto ricordare. La città in chiave futurista è quella dinamica, colorata, che già Boccioni appunto esaltava con la città che sale e che poi vedranno anche Carrà, Balla e tutti gli altri, ma è anche la città delle ciminiere, è la città dell'industria. Quindi l'esaltazione della nuova Italia, questa Italia efficiente, questa Italia industrializzata tesa al futuro, è l'Italia delle ciminiere, che ritroveremo come elemento, ritroveremo anche in altri casi come elemento iconografico. Lo vediamo qua e lo vediamo in questo caso. E la gestualità del personaggio è una gestualità che rimanda sempre a qualche cosa che sta altrove. Il lettering, vedete, è inclinato, come abbiamo visto ad esempio nel caso del manifesto Ilva e come vedremo in molti altri casi andando avanti. Quindi, non a caso, il gesto impositorio di questo personaggio monumentale, messo in relazione con l'altro, richiama il termine che troviamo in quest'altro manifesto, sanzioni. Come dire, appunto, non è che possiamo scegliere, siamo in un momento in cui si deve dare forza al prodotto italiano. E come si fa? Si fa da un lato attraverso questa politica di esaltazione del prodotto, e qui abbiamo altri due esempi piuttosto interessanti. Lucio Venna, questo tra l'altro si trova al Museo Salce, richiamato, no, il termine l'autarchia, la matita Fila, la matita italiana di qualità, e qua Balilla, la penna per studenti, la più economica, la più perfetta, la più sicura. Ma quali sono gli elementi che ci interessano in questo caso? Dov'è la chiave futurista? Allora, il blocco di matite che diventa un fascio littoreo proiettato come un missile verso un ipotetico infinito, e anche qui siamo in pieno linguaggio aeropittorico, e lo siamo ancor più di qua, dove ci sono elementi di richiamo prampoliniano. Noi qui avremmo potuto riportare questa
per questioni di tempo abbiamo un po' sintetizzato, ma l'elemento circolare cosmico è di chiaro riferimento aeropittorico già però di matrice cosmica, che è quella di Prampolini e poi di Fillia e poi di Tagliat, che quindi supera il limite della Terra atmosferico per entrare nel cosmo. E come lo fa? Attraverso questi vettori. Il vettore, eccoli qua, il vettore, la matita e la penna che diventano siluri, diventano missili che si scagliano e si proiettano nell'infinito in un ipotetico domani, appunto, fatto di esaltazione per il prodotto italiano. In tutto questo, certo, De Pero che è l'ideatore, è la figura che incarna la pubblicistica futurista. Qui Duranti aveva già messo dei lavori ispirati al beat che richiamano il Campari. Io faccio vedere questo proprio per mostrare, no, la fantasia, l'idea, no, se la pioggia fosse di bitter Campari, ma qual è l'invenzione? Eccolo, no? L'ombrello che è rovesciato e il manico che diventa una cannuccia che finisce nella bocca di questo personaggio. Ma adesso però vi faccio fare una considerazione. Conoscete tutti la bottiglietta del bitter Campari. La forma e che è rimasta la stessa da allora. Allora, la forma della bottiglietta di bitter Campari ha una logica ben precisa, perché nella pubblicistica di De Pero, quando il personaggio, io adesso lo mimo, ci sono alcuni manifesti simili, quando il personaggio beve, e beve dalla bottiglietta, ha un doppio effetto. Il primo è appunto di mostrare il gesto, ma questa bottiglietta con la sua forma che a tronco di cono si ingrandisce ha il senso del megafono. Bere la bottiglietta, raffigurare questa figura con quella bottiglietta a forma di tronco di cono, equivale anche a dire che il potere della pubblicità è del messaggio. La bottiglietta diventa un megafono. E è questo poi che... fa anche un quadro col megafono. Sì, fa certo. Il messaggio qual è? Il potere della comunicazione pubblicitaria. E la città diventa il luogo colorato, coloratissimo, che si deve riempire di questi manifesti. Quella città che giustamente Duranti ha fatto vedere, disegnata, immaginata, utopica, di Sant'Elia sulla carta, utopica e pura, poi nel corso degli anni 30 in questa visione propagandistica deve diventare coloratissima e la pubblicità, il manifesto pubblicitario diventa una pelle della città e sarà quella pelle su cui molti anni dopo Rotella interverrà con i suoi decollage. Quindi ecco che è in questi anni che si va a determinare la coincidenza, tra l'altro, tra la figura e il prodotto. Federico Seneca, che abbiamo visto anche prima nelle slide di Duranti, altro importantissimo pubblicitario, lui sì, diversamente da De Pero, legato soprattutto alla pubblicistica. In questi due manifesti che abbiamo esposto anche a Matera, abbiamo qui la coincidenza delle due figure, quindi la pastina agglutinata Buitoni, che da un lato è curativa, e allora c'è questa figura femminile di crocerossina, di suora, che ci porta il brodino curativo, e dall'altro però può essere anche qualcosa di molto appetitoso, e allora ce lo porta il cuoco, bello, in carne, sintetico, proprio come voleva De Pero nel suo manifesto del 1931, immediato e
sintetico, così come ad esempio Cacao Perugina, dove sono queste due figure tribali che trasportano, no, i semi che poi diventeranno il cacao. Quindi il prodotto, l'autarchia, la necessità di comunicare questa nuova Italia a chi è diretto. Chi sono i protagonisti? Chi sono coloro a cui è diretto? Sono i lavoratori certamente e quindi la famiglia. In questa serie di 3 manifesti, questo è Dudovic, vediamo richiamato appunto il lavoratore. L'Italia, abbiamo detto, è un paese rurale, è un paese che però viene proiettato nel domani, che vuole essere quindi un paese nuovo, meccanizzato. Allora, la figura, no, del rurale, possente, fiero, come in questo caso, dove anche qui c'è l'esortazione: acquistate prodotti italiani e siatene fieri. Questa fierezza per dove passa? Per il lavoro, che però non è semplicemente il produrre, ma è anche il difendere, e non a caso questa figura di contadino che lancia le sementi viene messo in relazione al soldato che scaglia la granata. E allora c'è un'interessante coincidenza, e lo vedremo anche più avanti, a breve, fra l'idea del lavoro che produce ma anche che difende. E non a caso nel manifesto per la festa del lavoro del 1936 nuovamente troviamo associato elementi legati al lavoro, le 3 ciminiere. Ne abbiamo parlato prima, di queste aree industriali che quindi diventano il leitmotiv, no, di questa pubblicistica. E allora qui abbiamo le 3 ciminiere che sotto vanno a coincidere con i 3 cannoni. Ancora una volta il lavoro, l'azione fisica dell'uomo comune, del lavoratore che si sta impegnando, viene messa in relazione con l'altro lavoratore, il soldato, che lavora per difendere. Quindi tutti organizzati all'interno di questa propaganda che in chiave, ripeto, metropolitana, futurista, va a identificare il nuovo e la nuova politica. Dudovic ancora in questo manifesto per la giornata della madre e del fanciullo, padre, madre che guardano verso un orizzonte di speranza, no? Di luce, ma il manifesto forse più emblematico è questo di Giacinto Mondaini, che si trova anche questo, se non sbaglio, al Sance, perché avevo appunto ritrovato la fonte. E allora: non togliete il pane ai figli dei nostri lavoratori, acquistate prodotti italiani. Ma si fa leva sul pietismo, gli occhi di questo bambino che si tiene la mano davanti alla bocca e che stringe il tozzo di pane. E allora si fa leva proprio sull'essenzialità del messaggio, ma in questo caso si fa leva sul senso di pietà e sul senso di colpa. Cioè l'osservatore deve essere colto da questo senso di colpa. Acquistare il prodotto estero equivale a togliere il pane a questo bambino. Questa poetica e politica del senso di colpa la ritroveremo, e quindi della fierezza del prodotto la troveremo anche in altri contesti, come quello appunto che richiama il tema della donna e il tema dei soldati. La donna, l'abbiamo visto prima in quel manifesto di Bianchi, è una donna che inizia a essere emancipata, ma è sempre madre e sempre moglie, è sempre una donna che difende
la famiglia, il fulcro della patria, ma è anche una donna nuova in questo manifesto di Ludovic del 1936 che celebra e pubblicizza i tessuti di Albene. La donna nuova è la donna emancipata, colorata, elegante, che guarda anch'essa al futuro, ed è una donna sensuale, pacatamente sensuale. Il principale cantore di questa nuova figura femminile è Gino Boccasile. Boccasile, che conosciamo bene perché è presente ampiamente anche qui al Salce e lo abbiamo portato in mostra anche a Matera, fu uno dei principali autori delle copertine delle grandi firme e che in modo particolare alla fine degli anni 30 diventa la signorina Grandi Firme. La signorina Grandi Firme è l'emblema, è la nuova immagine della donna italiana, velatamente, pacatamente sensuale, dicevamo, no? Si scoprono queste parti, guardate il polpaccio, la caviglia e il piede che si stacca in modo disinvolto dal sandalo, la scollatura, è una donna che seduce, ma lo fa all'interno di una dimensione ovviamente pacata, di mesta sensualità e di rinnovato gusto per l'eleganza. Boccasile, che purtroppo però a partire dal 1943 si sposta a Salò e diventa uno dei principali pubblicitari del regime. Qui lo troviamo in due manifesti, uno credo che sia anche qui al Salce, questo, la Germania è veramente vostro amico, questo soldato appunto che tende la mano, ma ancora più interessante è questo, proprio perché si riallaccia a uno dei manifesti fatti vedere prima da Duranti. E ancora una volta la donna italiana, l'abbiamo vista prima, qui viene, vedete, il vestito che viene strappato scopre la spalla, quindi l'osservatore viene indotto a percepire questa sensualità della donna italiana nelle braccia di questo soldato negro, appunto, che con fare e volto grottesco la desidera, e sotto troviamo lo slogan che ci ricorda come un po' abbiamo visto prima per il bambino, che gioca sul senso di colpa. Difendila, potrebbe essere tua madre, tua moglie, tua sorella, tua figlia. E qui vediamo, no, questa essenza dell'immediatezza cruda anche della pubblicistica e del manifesto, in questo caso di regime, certamente. Chiudiamo con l'altro tema. Io ho affrontato gli eventi, lo sport, appunto, la propaganda, il prodotto, e chiudiamo con lo sport, con un'immagine anche qui piuttosto emblematica, che riassume praticamente quasi tutto quello che abbiamo detto fin qui. Corrado Mancioli, uno dei pubblicitari più noti, insieme al fratello Torino. Abbiamo anche qui al Salce diverse opere loro. Ecco, questo mi sembra veramente riassuntivo di tantissime cose che abbiamo detto. Ancora una volta, la figura possente dell'atleta, che non a caso viene scelto fra gli sport come lanciatore di giavellotti. Quindi si sceglie il lanciatore del giavellotto perché, ricordate la pubblicità delle matite o della penna balilla, ecco qua il vettore che viene scagliato lontano verso questo domani, verso questo futuro, questo universo nuovo, e ancora una volta dietro il richiamo al soldato che lancia la granata. Quindi vedete l'iconografia, il segno ritorna costantemente
anche in altre tematiche, dal lavoro allo sport, dall'oggetto, dal prodotto al gesto atletico. E ricordiamo che già nel 1910 nella Gazzetta dello Sport Marinetti scrive un articolo dedicato allo sport e al futurismo. Per i futuristi lo sport è importantissimo perché rappresenta appunto la velocità, il dinamismo, la potenza. Gli sport all'inizio degli anni 10 sono soprattutto gli sport di motori o di bicicletta, quindi con gli strumenti, quindi oggetti, macchinari, siamo nel momento dell'esaltazione della macchina. Gli sport negli anni 30 inevitabilmente sono principalmente quelli fisici, che esaltano il culto del corpo. Questo lanciatore di giavellotto ha un corpo possente, perfettamente levigato, molto simile ai lavori anche di Dudovic, abbiamo visto prima, ma è potente e possente. Ancora Mancioli, questi sono due manifesti che troviamo qui al Salce, che abbiamo appunto esposto a Matera. Ecco quello che dicevo, il ciclismo, tema già di inizio Novecento e che lo stesso Dottori tratta più volte, e il campionato di scherma, anche qui vediamo, no, le spade proiettate verso, in questo caso, la cittadina di Merano, ma idealmente, no, a formare, a creare questa via per il futuro. Boccasile, in questo caso per la Federazione Italiana di Nuoto, l'iconografia è quella aeropittorica, viene scelto il tuffatore non a caso, che si staglia in aria, e quindi è anche qui un richiamo alla dimensione aeroplanica ed è essenziale, no, nella sua forma, la figura del corpo che si libra in aria e che quasi sembra volare come un aeroplano più che un tuffatore. Chiudiamo quindi con un tema particolarmente importante. Federico Seneca, lo abbiamo visto, lo abbiamo citato, è uno dei appunto più importanti pubblicitari. Queste opere sono conservate qui al Salce e per noi rivestono un'importanza particolare. Sono i 4 manifesti che lui venne a realizzare a Perugia in occasione della Coppa Perugina, ideata da Buitoni, e quindi siamo nel pieno di quel periodo eroico per l'industria italiana, in modo particolare per noi che veniamo dall'Umbria, da Perugia, perché mette insieme 2 figure straordinarie, Buitoni e Spagnoli. Luisa Spagnoli, fondatrice della Perugina e poi dell'omonima azienda di moda. In quegli anni, sapete, tra Buitoni e Luisa Spagnoli c'era anche una relazione, non a caso anche questa è diventata una fiction, un romanzo, no? Siamo nell'ambito di quella storia da romanzo di una donna, tra l'altro emancipata, intelligente, una fra le prime grandi imprenditrici della storia. Negli anni 1924, Buitoni appunto immagina e mette in piedi questa Coppa della Perugina. Queste sono foto storiche, vedete, no, la corrispondenza fra elementi iconografici e le scritte e le automobili, e quindi realizza questo primo, secondo, terzo e quarto manifesto, quindi dal 24 al 27. Ora, per noi è stato molto importante perché a Perugia conserviamo questo, il trittico della velocità. E non lo dico stavolta per partigianeria, perché riguarda la nostra terra, ma perché questo è un esempio eclatante di come la pubblicistica e la pittura, quindi di come l'idea pittorica futurista e la pubblicistica si compenetrano e si intersecano. Fino adesso abbiamo fatto vedere alcune cose che in qualche modo camminano
parallelamente. Questa volta invece le due dimensioni, quella futurista della pittura e dell'avanguardia e quella della pubblicistica, si incontrano. Nel 1925 Gerardo Dottori è citato dalla Coppa Perugina e probabilmente conosceva Federico Seneca, lui stesso lo aveva, sembra che l'avesse proposto, no? Esatto. come pubblicitario proprio alla Perugina. Comunque i due si trovano in un terreno che è sostanzialmente lo stesso, quello della velocità. E allora Dottori tra il 25 e il 27 realizza quello che è il suo capolavoro, ma che è anche uno dei grandi capolavori del futurismo. Allora il trittico della velocità, dove, riprendendo la formula del trittico, quindi di matrice simbolista, realizza queste tre tele: la partenza, la corsa e l'arrivo. La partenza con questi bolidi pronti a esplodere. Guardate il vettore, eccolo qua, proiettato verso l'altro. Qui c'è il frastuono, quindi il tentativo onomatopeico tipico dei futuristi di dipingere il suono, il bolide al centro che sfreccia e piega la percezione del paesaggio, no? lo penetra nel paesaggio e lo deforma, e infine il traguardo. Eccoli qua tutti i vettori aeropittorici e futuristi che abbiamo visto prima, e questi stessi vettori noi li ritroviamo qui. Il bolide nel primo manifesto, che parte potente e che è essenzialmente realizzato con i tre colori della bandiera. Nel secondo la corsa, dove si vede praticamente solo la strada e le auto sono piccolissime in lontananza, perché si deve dare l'idea di queste auto che sfrecciano, no? L'abbiamo visto anche nel manifesto Fiat, queste auto piccolissime che sfrecciano e che quasi non si vedono. Poi il traguardo, quindi l'automobile che arriva, e ritroviamo l'elemento che c'è anche in Dottori, eccolo qua, del traguardo, e infine di richiamo addirittura a balla, no? alle prime immagini di velocità, le macchine che in velocità deformano anche qui il paesaggio composto da queste piante, e che quindi tutto è trascinato via in questo flusso. Qui si celebra appunto la compartecipazione, la compenetrazione fra l'avanguardia futurista e la pubblicistica, in modo assolutamente coerente. Però, come abbiamo visto in questo veloce passaggio, che sicuramente andrà approfondito perché anche per noi è stato un motivo di studio inedito, il futurismo pone le basi, determina il nuovo essere della città, della propaganda. Come dice Duranti, non ha operato in chiave prettamente politica, ha fatto da sponda e da spalla, ha determinato un linguaggio, e quel linguaggio è penetrato sia allora e sia anche oggi, perché tantissime cose che noi abbiamo visto fatte allora e ideate a quel tempo, appunto, sono poi rimaste, reiterate, e si sono semplicemente trasformate. Grazie. Immagino che l'ora sia tarda, vedo che pazienza, non c'è spazio per il dibattito. Io voglio ringraziarvi perché tanto appunto si vede come questo ciclo sia anche un ciclo di ricerca sul campo, e questo dà conto, ecco, del progetto e della sua vivacità. E resta il fatto che effettivamente questa nuova pelle della città, che poi io vedo esplodere con le prime elezioni del 46-48, non sarebbe stata concepibile senza l'idea di una città pubblicitaria. E poi ci sono, penso, approfondiremo, ecco, forme di dialogo fra soluzioni iconografiche che ho visto anche praticate da Albert Steiner, da altri autori, e quanto abbiamo visto per esempio
oggi, soprattutto a livello di rappresentazione della famiglia o rappresentazione dei vettori. Qui abbiamo portato un manifesto del Partito Comunista dove Bruno Canova usa proprio questo elemento. Chiudo, allora ringrazio e ci sarà l'ultimo appuntamento venerdì 7 giugno, quindi ci dovremo vedere là. Grazie. Grazie. Massimo, ti do uno spunto localistico. Ti sei annoiato? Sì. No? No. Uno spunto localistico. Riesci a inviarmi il transfer?